C'era una volta, tanto tempo fa, in una terra lontana, un re e una regina che desideravano ardentemente un figlio. Dopo anni di preghiere e speranze, finalmente nacque un bambino che chiamarono Onofrio. Ma la loro gioia fu presto oscurata da una terribile accusa. Un demonio affermò che Onofrio era frutto di una relazione adulterina della regina. Il re, confuso e disperato, decise di sottoporre Onofrio alla prova del fuoco per scoprire la verità. La prova era semplice ma terribile. Se il bambino fosse uscito indenne dalle fiamme, sarebbe stato considerato innocente. Con grande paura, la regina osservò il suo piccolo Onofrio essere posto nelle fiamme, ma miracolosamente Onofrio ne uscì senza un graffio, dimostrando la sua purezza. Nonostante questo miracolo, Onofrio decise di abbandonare il palazzo e la vita agiata per dedicarsi a una vita di solitudine e preghiera nel deserto. Molto giovane, Onofrio si ritirò in una grotta nel vasto deserto egiziano. Qui visse da eremita, pregando e riflettendo, lontano dal mondo e dalle sue tentazioni. I giorni diventavano mesi e i mesi anni, mentre Onofrio trovava pace e conforto nella sua solitudine. Un giorno, il monaco egiziano Pafnuzio, curioso di conoscere la vita degli eremiti del deserto, decise di intraprendere un lungo viaggio. Dopo giorni di cammino, sotto il sole cocente e attraverso la sabbia infuocata, Pafnuzio incontrò finalmente Onofrio. Il vecchio eremita lo accolse con gentilezza e insieme trascorsero gli ultimi giorni della vita di Onofrio. Fu un tempo di grande insegnamento e rivelazione per Pafnuzio. Alla morte di Onofrio, Pafnuzio gli diede sepoltura in una grotta e, tornato tra i suoi confratelli, narrò la straordinaria vita dell'eremita in un libro intitolato La vita. Questo libro si diffuse rapidamente in Oriente, dando inizio al culto di Sant'Onofrio che si estese in tutta l'Asia Minore. Sant'Onofrio diventò un simbolo di purezza, fede e perseveranza. Nella città di Palermo divenne uno dei patroni, insieme a Santa Rosalia e Benedetto il Moro. La gente del luogo lo considerava un protettore speciale. Aiutava chi cercava oggetti smarriti, chi cercava marito e gli studenti con difficoltà negli studi. Le storie di Sant'Onofrio, delle sue virtù e miracoli, continuano a essere raccontate con grande fervore, ispirando generazioni di credenti. La sua vita semplice e dedicata è un esempio eterno di come la fede e la devozione possano trasformare un destino segnato dal dolore in una leggenda di speranza e luce. Ti invito calorosamente a iscriverti al nostro canale per darci supporto e permetterci di continuare a creare nuovi video che condividono storie ed esperienze ispiratrici. La tua iscrizione è un prezioso sostegno che ci motiva a condividere più contenuti di valore e a diffondere messaggi di speranza, fede e crescita personale. Grazie di cuore.